E allora amici appassionati di grande futsal, siamo collegati qui dal Pala Futura di Motta San Giovanni Lazzaro. Iniziano finalmente i quarti di finale, la crème de la crème di questo TDR. Siamo a tal proposito qui in compagnia di Diego Visentini, il vice allenatore dell'Under 17 ma espertissimo della categoria Under 15, allena di fatto i giovanissimi del suo club e conosce molto bene questo gruppo. Diego, innanzitutto grazie per essere qui in nostra compagnia. Un Under 15 che ha passato il suo turno un po' con il brivido, se vogliamo, come miglior seconda al photo finish nonostante la sconfitta maturata alla seconda giornata, ma una buona prima partita è stata sufficiente. Come ha inquadrato il percorso di questi ragazzi nella fase a gironi? Allora, innanzitutto hanno fatto un ottimo esordio e non è mai semplice esordire un TDR, non sai chi ti trovi davanti, e credo che hanno fatto e dimostrato di avere un carattere forte, una mentalità forte, e hanno mantenuto intensità per tutta la partita contro una squadra che il giorno dopo ha fermato il Lazio e non era così scontato. Quindi io credo che siano partiti molto bene, giocando bene sia a livello individuale che collettivo, quindi hanno avuto un ottimo esordio. La partita con il Lazio di fatto è stata gestita praticamente per 29 minuti su 30 e poi si sa, qui si va di episodi e in questo caso ci sono stati sfavorevoli. Forse non abbiamo gestito benissimo l'ultimo minuto, però sicuramente sono convinto ci è servito per fare esperienza e essere più pronti in questo quarto di finale, insomma. La partita con il Lazio comunque è acqua passata, siamo comunque qualificati per questo turno che sarà un terno al lotto, se vogliamo, 15 minuti di tempo effettivi per frazioni di gioco, ovviamente 30 complessivi con annessi eventuali calci di rigore, insomma una partita importantissima contro i padroni di casa. Come si affronta e come si inquadra? Queste partite qui sono, come dici tu, un dentro fuori, quindi bisogna entrare in campo, bisogna avere un ottimo approccio, non bisogna sbagliarlo, bisogna sicuramente fare qualcosa in più dell'avversario, anche proprio a livello di carattere, a livello di essere mentalizzati più di loro. Loro sono un'ottima squadra, hanno 5 componenti che giocano con il Segato, che ha vinto il titolo regionale quest'anno e che è campione d'Italia in carica. Su tutti hanno Alessi e Gadaleta, che sono due ottime individualità, però dal lato nostro noi abbiamo molte frecce al nostro arco, quindi penso che con lo staff hanno preparato sicuramente questo quarto di finale nel migliore dei modi e sono sicuro che lo affronteranno al meglio, insomma. Il quarto di finale si spera appunto sia stato preparato nel migliore dei modi, ma ci sono pochi dubbi, anche se pensiamo al clima che si è creato all'interno del ritiro del Veneto, dei Leoni appunto. Insomma, sia in hotel che in viaggio la squadra ha creato davvero una coesione notevole. Puoi confermarcelo, insomma, che clima si è creato nel ritiro a tuo avviso? Sicuramente è un clima sereno, è un clima di coesione, è un clima dove tutti si aiutano, i grandi, i piccoli, le ragazze, lo staff, è una cosa unica, quindi ci si confronta anche tra staff diversi proprio per avere una più ampia panoramica di quello che può essere una preparazione a un quarto di finale o altre partite, insomma, che abbiamo affrontato. Ringraziamo Diego Visentini per essere stato in nostra compagnia, salutiamo Diego tutti quelli che ci seguono da casa. Ciao a tutti. E appunto gli ricordiamo di iscriversi al canale di Futsal Veneto TV per rimanere sempre sintonizzati con interviste e contenuti esclusivi. Per il momento è tutto, alla prossima con nuove interviste.